Ringrazio, signore Presidente. Giusto un piccolo commento non ta su cartolare che mi pare importante. Già per un affare di strutturazione. Penso che siamo giunti a un punto che abbiamo bisogno di mettere tutto in rete, di l'affare che è già stata detta dai miei colleghi, di cominciare a mettere, ci sono un po' di iniziative, ci sono un po' di affari che sono stati fatti oggi, è ora di mettere tutto in un redale per proporre qualcosa che sia il più efficace possibile. È stata detta in commissione di una forma di riattualizzazione di Agartula, infatti, perché chi a Corsica ha cambiato. La Corsica ha cambiato certe volte, certi in degli affari diventa più pessimo non a certi punti, ma non a certi punti di noi ci sono affari che vanno meglio in tutti i casi iniziative che sono in più in questo momento che propongono qualcosa di interessante. Parlo per esempio di case di lingua che sono oggi in situazione di funzionare, parlo di scuola corsa, parlo di l'immersivo pubblico che è stato di no puntato da l'iniziativa come scuola corsa e da il rettore ne abbiamo parlato non su. Dunque penso che di noi, usando oggi di storia, penso che un'epoca di iniziative sono pronte oggi per appoggiare su dispositivo qui. Un altro punto che mi pare importante, non è che abbiamo parlato di l'affare di territori piloti di radio. Ciò che mi pare interessante è una logica che è conosciuta in economia, che è conosciuta in ecologia, che è conosciuta in dialogo, di l'affare di luoghi di sviluppo, poli di sviluppo, che permettono dopo di rinforzare certe dinamiche e che permettono dopo di andare più lontano dai luoghi forse in due a dinamica è più debole. Mi spiego, un territorio in due la lingua è forte, in due, dice radio, a società, in due ci sono le iniziative associative che le siano case di lingua o scuola corsa, in due ci sono i siti immersivi a livello di scuola pubblica, in due ci possono essere, per esempio, è stata ammintuata su case di ritirata, in due lo si può andare per di un'immersione in un bislinguismo, un territorio così che potrebbe per esempio avere un'università, sono luoghi che penso ci permetteranno di avere, e penso che ne abbiamo bisogno per lanciare queste dinamiche, di avere riuscite, di avere vittorie, perché penso che anche per la dinamica dell'idea di avere un'epoca di vittorie e se i luoghi questi ci permettono di avere i luoghi in dove c'è già una certa forza a livello associativo di un pubblico e di una società ci permettono di avere queste vittorie che dopo lanciano e dinamiche per i territori che sono forse di più in debolezza, ma dimostrare un'epoca di esempi che funzionano, che sono veramente su dispositivi in dove lo può funzionare e mandare su messaggio che prima si va in questi territori che sono già abbastanza forti e dopo si manda tutto in degli altri territori che forse certe volte hanno bisogno d'aiuto. E penso che permetterà di nutrire infatti gli altri luoghi e di nutrire con un esempio positivo, perché penso che abbiamo bisogno di assai positivo a livello di lingua e iniziative che penso hanno questa capacità qui senza presumere per la sicura di un luogo scelto o i luoghi che si posizioneranno, ma a Vigo di già, l'ha detta Pier Giong, in Corti per esempio ci sono la Sogi e c'è anche l'università e a comune che sono piuttosto favorevoli a questo genere di iniziativa. Ecco.